Bea gattauso a tottusu a ita nova su salottu in limba sarda de nova televisione. Oi sospiti esti podosonai unu nuguresu predale, uno chi conosci di ben temas argomenti ambienti, esti un imprenditore agricolo, uno un massaio e pure consiglieri provinciali de Nugoro, o meglio sosu chistionendi de Bobore Bus, a notivozzu chistionai Salvatore? No, non mezzo il bovore, andava bene. Andava bene Bobore. Bobore vedi un'azienda di aderusu bella, chi va di ita Bobore particolari? Beh, buonasera a tutti e grazie Benvenuti di aderusu, si fa di piacere. di questo compito. Ma noi siamo un'azienda agricola biologica, su che facciamo questa orticoltura, ortalizia, si chiama, biologica. E la particolarità è che la vendiamo a Sarbuteca, non a Sarbuteca, ma a Sazente direttamente. Facciamo cassettedas de euro, 20 euro di verdura, a misturo, adesso che basta in campo il periodo che vendiamo, e la aiutiamo direttamente a Sardomor dei clienti. Questa è una delle attività. Poi abbiamo fatto investimento per provare un frutteto antico che noi schiamo circao variedades anticas de pira, de mela, de melachidonza, Pira e de carias. pira, può fare con Pira bina diversos tipos, linana butira di verro, pira Santa Maria, pira gavoesa, insomma sono diverse assaggiati castas bragili a ragoda da gusto che su sapori becciu, e Beh, si comenza da scoverri. queste piante nostre sono minori, speriamo che occorra cominciamo già a evocare qualche chilo di pira, che è sui 3 anni, e dunque qualche cosa già deve cominciare a essere. Ma la gente che la conosce, questa pira antica è nata chiesta a vero particolare, che poi compiti in tempo diverso, non è che la mostrato su matessi mesi, quindi baccalidà che arrivano sul mese di agosto, sul mese di Capitanno, sul mese di Santo Gavina. E dunque questa cosa è curiosa. E poi sono piante più forti, aguantano di più le malattie. E la cosa importante è che sono varietà della biodiversità locale. Dunque qualche cosa che si va perdendo, in questa maniera la stiamo recuperando, ma non come ente hobby, ma proprio perché la tornare sul mercato. Prima Dunque, si vendivano a questa certo. di pino. Traballai sa roghiteddusu de terra viticheddusu e fadesi plus cosas, aici. Beh, si può andare facciamo orto, facciamo il frutto, abbiamo l'olivario, abbiamo il zicco di aranzo, abbiamo melachidonza, abbiamo di tutto. Poi tutta questa azienda la poniamo a disposizione dei spizzini e delle scuole. Ah, poi te davadesi con spiccioccheddusu. Che a Museremè abbiamo stata responsabile delle attività della fattoria didattica, come Milena, è Milena. Che essi, chi essi? No, essi de Nugoro. No, il Foghesina. Foghesina. E dunque, Isa è laureata in scienze ambientali. Tu hai una cosa Bobore esti laureato in scienze politiche, dunque esti agricoltori laureato, chi pot dato su nomi dell'agricoltura in Sardegna. Sono di curioso, Paco, sono laureati che lavorano in agricoltura. E dunque, questa cosa pariati strana, camminava come te, ti sei laureato però lavorare in agricoltura, prova che su massai. Narasu vago una cosa veloce, i tanai e giovanusu, chi si laurea, ti vai scetti, traballo come ti avvocausu, dottorisi, chi dopo di vai e chi usci di vai, anda bene, però te ne pensa, sa? Io penso che uno per il lavoro deve fare su internet, su chi gli piace. Certo. Sul lavoro deve essere una passione, se non nasci da una passione... Su coro devi batti. Esattamente, da su coro. Se non nasci da questo, uno è costretto in sua vita sua a fare lavori che non l'aggradino e lo fa che male. Se uno invece accatta a questa passione sua e di questa passione resiste a fare un lavoro, è andata contento a lavorare e fa che cosa bella. E dopo ho fatto, io mi sono laureato che mi davano è importante a si laureare, e vabbè, tanto mi sono laureato. Appunto, si queria fare l'imprenditore in agricoltura, queria fare l'agricoltura biologica e l'ha fatto, che avete su bisogno mio, su visione mia. Laurea.
poi vai questo traballo, secondo me è meda. Poi dopo narrare, io sono diplomato in agrario, sono perito agrario, dunque, però sono questo finito tecnico. laureato in scienze politiche, ma per tornare a per questo traballo mi serve più la laurea, le conoscenze che ho in questo settore, chi sa che ha più fa che ne sul perito agrario, Io come adesso so- ha poi studiato perito agrario. un po' si depiti conosci l'EISI, Forzi, sì, Questa è oppure una cosa, finanziamento, ma tocca di conoscere come funziona sul mercato, certo, come si vendono certo. i prodotti, a chi si vendono, poi si produce in una certa maniera, poi si vende in certa maniera, sa relazione con i clienti, come si mantiene, sa tecnologia nuova, internet, uno non sa manizzare internet, la posta elettronica ha difficoltà a fare attività agricola in maniera moderna, no? Certo. E dunque sono tutte cose che si imparano. E sicuramente di questo lavoro, in più di una passione, siamo riusciti a aiutare altri a mezz'ora sul lavoro, solo facciamo attività di consulenza per altre imprese o per giovani che vogliono investire in agricoltura. E toccando ancora sul discorso del suo mercato, come ti punti andando a fare? Uso essere un'attività di personale, chi renditi oppure ancora sti incominciando e dunque ci deni la scienza? Beh, noi stiamo cominciando, ma fino a come abbiamo visto che non solo Rennet, ma in questo momento noi abbiamo difficoltà a produrre tutto ciò che i clienti non spedino, che proprio per questioni burocratiche e fiscali manca su credito, su liquidità, non possiamo fare investimento, abbiamo difficoltà a a traballare a terra gente che costa troppo, in questo senso la politica non aiuta. E dunque siamo usare me un collaboratore, un piccino preparato, è bravo che non aiuta, ma si deve poter fare me di più. La gente manica cada dia e quando la gente può manicare bene è disposta a pagare fino a zicco di più. Certo. Dunque sul traballo beste, oggi chi ha studiato, chi ha una laurea, un master, una qualifica, una conoscenza e mancariata sul terreno del suiaio, del suo zio firmo, si inventa un'attività in agricoltura che si traballa. Dopo vedo gli ultimi dati, le uniche partite IVA che hanno aperto, non penso in Sardegna ma penso in Italia, dal comincio dell'anno sono partita IVA in agricoltura. E su più di questo sono giovani e laureati. Dunque non è che va a traballo. Se uno traballa, te lo fa che te in conoscenza e in capacità, balanza pure, arriva a sudinare. Chiaro che noi che lo facciamo per sudinare, non spiega che non scampare dai costi. Però lo facciamo proprio otteniamo noi crediamo ormai da abbattere i piscinelli in azienda, li imparare chi si è tamata su mese di Natale non si manica. Non è che finché si besti a bottega o besti sul frigorifero del domo, si tamata in vero non si manica, che non è naturale. Certo, uno ha questa spesa e te devi comprare, su piedi devi imparare chiaramente a fare ad uscire. Esatto, e questa cosa è curiosa, che chi sono spizzini, lo facciamo educazione a sormanno, che chi gastano a sudinare sono sormanno. Certo, si speranza avuti i pipiedi de grasi. Andiamo che la punna nostra è proprio de vacche scolari, l'azienda nostra più spizzinelli possibile o pizzini normali puro, delle trasmettere queste conoscenze in maniera che poi si sospizzino a tornare a educare i sormanni e non si investe. Come ti punti a rispondere, spiccioccheduso? Comprendenti? Scinti, insomma... Sono spizzini, sono incredibili, fa che noi abbiamo fatto vinta sorto di 6 scuole. E sono spazio pure da fare. Eh sì, grazie a un progetto dell'agenzia Laurea abbiamo fatto 2 sorti, 3 sorti di 6 scuole di nuovo, una materna disinfanzia, andiamo in una scuola elementare e sul liceo classico. E abbiamo già più risposta bellissima. Sì, fino a sul liceo classico la muscherifia va che è proprio come che l'alimentazione, l'agricoltura non è un fatto economico. Este finza un fatto economico, ma sicuramente è un fatto culturale. Cioè, il fatto di manicare, di fare queste cose di manicare in una certa maniera, senza sorrito che bisogna venire, è un fatto culturale. Dunque, tocca dare l'importanza giusta. E siamo scherzi a partire dal liceo proprio per comprendere questo fatto. Agricoltura è agricoltura. Certo, questo sì, e poi però che sono spizzinelli non divertiamo, io canne
imparano un montone di cose che dunque diciamo imparato bruso, la barra da bruso sta cosa. Diciamo imparato proprio a fare che sorto. A raccontare su come ti si serie da questa azienda in Uiesi? Azienda agricola Massaios sono Massaios. Certo. E punti 5 ettari su... sono due canti di azienda, un canto dove facciamo le attività di fattoria didattica che è solivario, sto un ettaro e mezzo più o meno. E poi un altro canto di 3 ettari e mezzo in cui facciamo sorto umano, abbiamo su frutteto e feino, insomma, anziché pascolo puro, non abbiamo animali, però insomma. Questa espressione del Samori de Bobore, da Samolleri, de Bobori post-ambienti, non è si scetti s'azienda, puro sa domo, voitta, porta da Bobore una domo di aderoso speciali. E come è fatta questa domo? Dell'inna, mi pare? Noi siamo questa cultura ambientalista, ma radicale, sì, siamo raccattati. A più questa occasione, grazie a questo imprenditore bravo che è in numero, che è Antonio Alpigiano, che fa chi ha domo in linna. Chi vota a domo isso puro? Beh, certo, isso puro si le fa che in linna, no? Isso noi abbiamo fatto un preventivo, non sta gradivo, proprio per tutti i domo, avanti, facciamo una domo in linna. Poi schiattro abbiamo fatto una ristrutturazione, capite? Siamo in centro storico, quindi è una cosa particolare. E poi noi, su venidore della Sardegna, è in Cuba, tornare a questa maniera antica, chiaramente questa è di linna, e la linna non è che usata mai in Sardegna, in certo loco di più, però in Sardegna vai a tattare il materiale che si usavano, che servivano a preoccupare, ma come grande movimento di soci e di imprese che si sono specializzati in questa cosa. Dunque, sul risparmio basta a livello energetico e di vivibilità. Certo, che poi... Questo non è sempre un amo di vincere di coerenza, no? Uno cerca di colare la vita come mezzo su la graditi, quindi... Coerenza che non scetti personali, ma è diventata deve avere una coscienza e coerenza politica, vero su voi, Bobore de Sunova, ora essi consiglieri provinciali, ma consiglieri provinciali de Brocres, i Tolinnai, chi meda Ghistionesi, vunti gusta sapuru des ambienti, del sul rispetto, del Samarivosa Sardegna e Saici. Potete su Ghistionai pure di un'iniziativa importante che riguarda l'uso Ghistionova ora del sul mercato. E poi passato a Ghistionai una proposta che ha fatto questa comitato, Bobore di vari vatti, ma nel movimento Fiocco Verde, chi vota da un'idea in conca, questa de vai un'agenzia sarda delle entrate. Di poter suggestionare, Bobore? Sì, questo mese scolastico è nato questo comitato, che è nato il comitato Fiocco Verde, proprio caso Birde, verde di speranza, su Vrocco Verde si pone sono passato da subire del campus, da terra, insomma, infatti poi su Vrocco Verde si pone sempre, quando non ha schiato un pizzino si pone però buona fortuna su un Vrocco Verde, no? Sa culla, su passaggio. Su braccialetto, a volta, e fidi proprio per augurare fortuna, quindi su Verde in questo caso è proprio di speranza, e su comitato si setto di collire firmas a presentare un progetto da legge per istituire l'agenzia sarda delle entrate. Questo iter è stato acabato proprio ieri, questi giorni, insomma, è stato presentato sul Consiglio regionale, bastavano 20 firmas, andiamo con lì 30 mila. 20 mila presentate, ma abbiamo pure 30 mila con lì. Dunque la gente ha risposto bene, tutti querían firmare. La cosa importante è che questa è la prima volta in 60 anni che questo strumento della proposta della legge popolare che viene impleato, non l'ha fatto prima, è un progetto della legge articolato come andare in Consiglio e in cui abbiamo sapere chi sono i politici, i sardi, chi sono pro la Sardegna e chi sono invece contro la Sardegna, in cui va poco di separare, la poter ritoccare la legge dollari a zecchedere, ma sul concetto è escluso, e dunque in questa tabella chi sono i scusizzeri, chi sono sardi e chi sono contro. La cosa interessante è che il comitato è trasversale, dunque noi come Progress Progetto Repubblica abbiamo
con lì un tanto manno di firma, avevamo sedes, avevamo attivisti, e poi hanno partecipato attivisti del PD, del Partito Sardo, Rossomori, riformatori, tutti hanno dato una gettata in mano, direttamente chi è autenticando le firme, insomma, è stata un'operazione trasversale e comitava che in parte professionisti, avvocati, consulenti, cittadini, localizzati, che non sono tesserados sul partito. È stata un'occasione in cui i sardi si sono uniti per un progetto, un obiettivo è stato fatto, tutto parisi. A prescindere dalle etichette del partito. Se lei sa proposta delle levati di questo articolo 9, mi pare, del suo statuto, che dona questa possibilità. E tu mesi vai su dinai stassas debiti a barra in Sardegna. Ed è stata Sardegna a donare sabatti a Italia. Sì, questo è un concetto discusso. Noi paghiamo la stassa a barra in Sardegna e poi non tocca attaccare che cosa da dare a Stato, si dà. Fino a come si sta usando, qual è il suo problema? Che fino a come il denaro andava a Roma, però non è mai tornato. Esiste da a Sardegna 10 miliardi di euro. Vertenze entrate di una rausa in italiano, da Zeuso ancora Cichendi del risolvi. Non è stata mai risolta, a me da nana, ma Zoro l'ha risolta, Zoro non ha risolto un bello nulla, è stato fatto un accordo, ma... È arrivato sul ministro da intendo, sì, da sì, ma no... Sono prometti dei marineri, come no. Ormai l'Italia come Stato non è più credibile, però noi, figuriamoci, la Sardegna, sul politico sardo hanno un gallo isetto, fa vedere un gallo di rispetto istituzionale, ma di lealtà istituzionale, ma la lealtà è il primo che non la mantese sta Stato, e dunque di attesserare che questa classe politica pesa tabere a conca, che ormai più di 1 miliardo di gai non si può, e dunque di attesserare di dare una furia di mano. E sta Sardegna ad atteni su ufficio su può fare cosa sai, c'è una cosa impegnativa a me da questa testassa? Se non bisogna si fa che non si ufficio. Bisogna usare l'agenzia delle entrate, che sono dipendenti, come dipendenti degli Stati italiani diventano dipendenti dell'agenzia sarda e tassi su mattessi, anzi a tassi mezzo spuro. Certo, il tempo calientessi, per voi su presidenti Lombardo hanno augusto, Zeuso Vuru traballando in meta su referendum e dunque ci sono meta cose a DB, a proposito di consiglieri, delle provincias. Beh, sta bene che tu durata questa giunta, e questo cucito, insomma, cada dia è nata una nuova, dunque... E su chi sono delle provincias, vorrei, i tanti pensano sul referendum. Ma noi già che non siamo candidati sulla mezz'edè avevamo sempre che l'istituzione provincia avete sicuramente qualche cosa da modificare, da migliorare, da trasformare. Dunque noi che siamo arrivati oggi a andare la provincia come teste va rivista. L'avevamo già in 8 anni, esattamente lo demandava a metà anno, poi abbiamo candidato. E noi siamo noi indipendentisti, nos candidiamo su cosa ordenare. Le istituzioni come sono queste che erano governate. Chi le ha governate fino a come l'ha fatto male. Noi passiamo, siamo fin a presumios in questo che non abbiamo governato in certi luoghi e dunque queríamos governare. E dunque partecipavamo a queste istituzioni. Poi che queste che erano cambiate è un negozio sicuramente ovvio e logico. No? Poi come si stava fatto, devo a potuto che siete stata una procedura corretta, che si poteva fare prima una proposta, si poteva fare ordinariamente, cioè ordinaria amministrazione della regione. Certo, poteva essere risolta diversamente, senza bisogno di gastare denaro in referendum. Ma tu sei bogais provincia sanosa? No, io so per un tipo di amministrazione del governo del suo territorio che ha altro tipo di istituzioni. Non penso che sia necessario i consigli provinciali o le giunte provinciali, però penso che sia necessario un organo del governo del suo territorio che non sia centralizzato in Castello. Se a che tirare la provincia a andare a centralizzare tutto in Castello, siamo in Ballani, stiamo andando da Brunca a Fossa, come tesinato. Dunque dobbiamo usare un tipo di istituzioni che possono essere comunidades desarvidas o
o comunidades territoriales, pro territorio storico, ad esempio. Unioni de comuni, Però finza che in un carattere storico può essere, su Mandrolisai ha un carattere storico particolare, la Barbaggia de Breviso Mattesi, Barbaggia de Seulo, Barbaggia de Vonne, Barbaggia de Argoso, lo vediamo noi, Nugola, eccetera. Ma in realtà storicamente connota, a chi non hanno nulla di dire, chissà circoscrizioni provinciali o locali che hanno inventato usos italiani. Sa Gallura però è tragussa sa chi sa Gallura pure altra regione storica, dunque sopra di questo si può straballare, pensa per legare la storia nostra non troppo recente a storia che queremos facere, che poi non è che si pompiate in palasa per tornare in palasa, si pompiate in palasa per non fare che sono il ballo che si sono fatti innanzi, dunque se si può mezz'orare, si deve mezz'orare. E cosa succede secondo voi e strada questi weekend su consiglio? Ma sinceramente non riesco, questa situazione è grave, che in questo momento siamo in una fase di dittatura come designata finanziaria, in questo momento sono governando le banche, non le istituzioni, fino alle elezioni amministrative, le comuni sono una finzione, che quando noi siamo comuni che hanno su pur di ordinare serviti per gestire l'ordinaria amministrazione su personale. Su dinare che diamo poter investire in attività sul territorio viene bloccato dal patto di stabilità, che poi altro non è che però una cosa per non far fallire la banca. E dunque, per te la facciamo le elezioni, prova che è finta che questa è la democrazia, ma la democrazia non funziona. Certo. È inutile. I comuni oggi hanno problemi a pagare le imprese del territorio che hanno fatto il lavoro pubblico. E dunque, i sindaci da Paco pure per dire a negozio che un certo sindaco hanno avuto difficoltà a dare un lavoro all'azienda della vita che non sta in regola che sono contributi e non sta in regola che non lo può pagare. Potto su dinai a volte su dinari firmo e non lo può pagare. Quindi siamo su questa assurdità, cioè il Stato italiano è un'assurdità assoluta come è gestito, come si è comportato in questi anni. Dunque, bicchiere classe politica nuova, questo è nuovo in poche parole. Chi sono molti tornato a questionare degli ambienti, chi sono in particolare del fotovoltaico. I tanti pensano del fotovoltaico e poi si pure di eolico offshore, cioè se chi sono de vago de un altro progetto previsto in Sasinara, ogni tanti di bestie di Cancun. Sa posizione di progress sa due de Bobor. Beh, chi è con nota? In questo momento non penso che va a qualcuno che nette che è contro le energie che sono rinnovabili. Sul concetto che viene dimenticato sistematicamente quando si va a vedere di questo argomento è ma sul consumo che si fa oggi di energia è plausibile, cioè è giusto. Cioè, si pensa a energia rinnovabile che noi consumiamo schento ed è questo schento dobbiamo cercare di consumare una parte di energia rinnovabile. Concettualmente potete andare avanti, però certo. Il problema è che prima stiamo consumando chento, stiamo consumando troppo. La prima cosa da fare è monitorare quanto stiamo consumando e proite. Se noi si facciamo un lavoro di riqualificazione energetica dei nostri edifici, ma probabilmente in Castello, su mezzo del Sardomo non hanno bisogno di riscaldamento in estiu, per questo tipo di clima. Però riqualificando sarebbe, o probabilmente non avere bisogno di condizionamento. Una tannare, tanto si scrive nel condizionatore non mi traballano più, no, si rinnovano, cambiano traballo, si inventano un altro tipo di traballo. Quindi la prima cosa è attenzione al risparmio energetico. Cioè tocca risparmiare energia. Proprio il sistema sa domo, sa gente timidi, da spendi a 5 mesi. Da gastare dei progetti, dunque la politica deve intervenire in cui. Chiaramente se si fa che in una domo nuova per fare il risparmio energetico, ma si chiede di riqualificare sta zudo su mattesi, anzi forse sta zudo finzare di più. Questa è la prima. Sul secondo passo è abbiamo bisogno di occupare i terreni mezzo che abbiamo per l'agricoltura che in pannello fotovoltaico.
cambiare tutto su prezzo del mercato dei sosterrini, che poi se uno vuole fare l'agricoltura si accatta, attacchi uno gli dice no, mi dà per dare 2.000 euro a ettaro, e poi te che cosa di volta mi dà 2.000, no. Salese vi dà per essere una decchinata, i sosterrini agricoli buoni, si fa che se agricoltura non si pone in sospannello. Sospannello siamo su metro squadro, ettaros de copertas, de domos, o palestras, ufficios pubblici. Prima così che tutto cussero. Pusti si vediamo, si batta agheras, andiamo su territori proprio marginali che non si può fare, si può dire se è necessario porre spannello o pallas eolicas. Sul problema, no, sul problema delle pallas eolicas è che a ser multinazionali si interessa a sul certificato verde, non interessa a la produzione di energia rinnovabile. E dunque in certa vita vediamo 40 pallas eolicas e a sa vita l'indrano 230.000 euro a anno. Quando poi a questa vita gli basta a desiponere una palla eolica e che in questo balanzo collettivizzato, cioè distribuisce alla popolazione o sotto forma di servizi o di attività sul territorio, si paga l'installazione della palla eolica e si misurata la vita di tutti. E basta una palla eolica, che non ha impatto di 40 pallas eoliche. Ma la logica dell'umano non è scusa, noi sardos non abbiamo sovranità energetica. La sovranità dell'energia la decidi in Roma e Milano, finché scanto per costare in Sardegna la decidi. Dunque, sovranità dei fiscali, questione dell'agenzia sarda delle entrate e pure energetica. Siamo su questione di impianti che strobanta a Sadera, che strobanta s'ambienti, ma c'è un problema in questa zona tua a Nugoro, che si strobandi di avere su altro che impianti in su Cedrino. Il problema c'è, si poi il progress si impegnando in me dopo. In cui abbiamo spesato il problema che chi si conosce da anni, su sindaco Lischini. Però Nugoro che Nugoro è gargata su 60% della fogna i sorrivoso e dei sorrivoso è andata su Cedrino, sul lago, tal quale non viene depurata in nessuna maniera. Fra poco, su mese che entra, di essere completo su depuratore nuovo e si deve arrivare a depurare su belle su 100%. Però come sa voglia stanno da succedere. Se altre arvide spuru non sono in regola, che sa depurazione dunque succedendo è diventato un centro di procollire sa voglia delle arvide della cussoria di Nugoro e della cussoria. Quest'aba viene impreata dal consorzio di bonifica e distribuita in tutta la baronia per irrigare. Però l'aba è inquinata. E dunque scalicunuata sul dovere morale di narrare quest'aba che si disimpreata non è buona. Fa che male, oppure da pennenare, no, sabba sta a posto, perfetta. Sì, è perfetta, noi siamo più contenti di questo mondo. Molto che comincia a straballo su posto depuratori? No, sono belle cabauso, però batta più ritardo per fare le imprese, eccetera. Però la questione, intanto l'abbiamo sollevata in cussito e per fortuna l'assessore che Bescomo Carboni se ne sta occupando. Ha già convocato il sindaco, ha convocato il consorzio, ha convocato l'ASL, insomma, qualche cosa saremo bene se sta avviando sul contratto di fiume, come designato, di Surivo, qualche attività se fa bene, però nell'immediato abbiamo diretto serviti qualche cosa, però comprendere se va a pericolo o no per la salute. Certo. Bobore, ti devo prima su tempo su esti a cavao, grazie a te adero su questo stesso ingusto salotto di Itanova. Complimenti per la trasmissione. Grazie a me di adero e noi si salutiamo a Sibiri Melus.